Mettiamoci in piedi per lodare il nome del Signore. Amen. Ti adoriamo, Gesù. Noi lanciamo il tuo nome, Gesù. Chi sono io perché grande Dio mi accolga a sé? Ero perso e mi salvò il suo amore, è il suo amore. E lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, si è così. Libertà ora ho perché mi riscatto. Vivevo in schiavitù, ma Gesù sì per me, sì per me morì. Chi lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, se è così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, se è così. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Che Dio dice di me. Chi lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, se è così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, se è così. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Ciò che Dio dice di me. Sì, che Dio dice di me. Chi lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, si è così. Padre, noi cominciamo questo culto questa sera, questo adorarti, Signore, di
dichiarando, Signore, e credendo que nós siamo scelti, Signore. Siamo scelti da Te, Gesù. Noi siamo scelti da Te, Gesù. Non importa ciò che il nemico dica, non importa ciò che il nemico hai detto su di noi, Gesù. Noi siamo scelti da Te, Gesù. E come scelti da Te, Signore, noi vogliamo proclamare il Tuo nome. Come scelti da Te, Signore, noi vogliamo adorare il Tuo nome. Come scelti da Te, Signore, noi vogliamo rompere le barriere che si sono alzate in questa nazione. Come scelti da Te, Signore, noi vogliamo rompere i muri che si sono alzati da Te, Gesù, in questa nazione, Gesù. Come scelti da Te, Signore, noi vogliamo, Signore, cantare e lodare una lode perfetta a Te, Gesù. Padre, ricevi la nostra lode oggi, Gesù. Ricevi la nostra lode di adorazione, Gesù. Perché, Signore, un popolo scelto dal Signore ha una voce potente per adorare il Signore. Un popolo che sa di essere scelto dal Signore alza la sua voce e ringrazia, Signore, perché è stato liberato, perché è stato salvato. Un popolo scelto dal Signore proclama il Tuo regno, Gesù. Un popolo scelto dal Signore ha gioia in adorare il Tuo nome. Un popolo scelto dal Signore proclama con grandi voci la Tua verità, Gesù. Dichiariamo ancora una volta: sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Possiamo dichiarare insieme? Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Ciò che Dio dice di me. Sì, che Dio dice di me. noi ti adoriamo, Gesù. Adoriamo il Tuo nome, Gesù. Sono figlio, noi adoriamo il Tuo nome, Gesù. Adoriamo la Tua presenza, adoriamo, Signore, essere qui ad adorar-te, Signore. Sono figlio, se è così. Ah, Spirito Santo, noi adoriamo il Tuo nome, Gesù. Noi adoriamo la Tua presenza, Gesù. Noi adoriamo, Gesù. Noi adoriamo, Gesù, e aspettiamo, Gesù, il Tuo ritorno. Aspettiamo, Gesù, quando tornerai a prenderci, Gesù. Signore, che noi possiamo essere preparati per questo incontro. Che noi possiamo essere preparati, Signore, per il Tuo ritorno, Gesù. Che noi possiamo, Gesù. Ah, Spirito Santo. Ah, Spirito Santo. Le mie candele sono accese, sono qui che aspetto i rumori dei Tuoi passi che arriva sulla porta. Basta bussare, io aprirò per Te, Gesù. Basta bussare, io aprirò per Te, Gesù. Le mie
messe per te. Sono qui che ti aspetto, vieni. Maranatha, le mie candele sono accese, sono qui che aspetto i rumori dei tuoi passi che arriva sulla porta. Basta bussare, io aprirò per te, Gesù. Oh, basta bussare, io aprirò per te, Gesù. Oh, le mie vesti bianche le ho già messe per te. Sono qui che ti aspetto, vieni, parla con me. Maranatha, vieni Maranatha, Maranatha, mie vesti bianche le ho già messe per te. Sono qui che ti aspetto. parla con me. Maranatha! Maranatha, Maranatha. Hai fuoco negli occhi, io non immaginavo. Tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io vuoi abitare qui. hai fuoco negli occhi, io non immaginavo. Tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato. Puoi abitare qui, puoi abitare qui. Puoi abitare qui.
il cielo ai suoi face, la terra chiama, oh, la terra chiama, 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 vieni, vogliamo vedere il cielo qui. la terra chiama, la terra La terra chiama, 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 vieni. il cielo qui ancora, la terra chiama, la terra La terra chiama, 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 vieni, vogliamo vedere il cielo qui. Maranatha, ora vieni, Maranatha, ora vieni, Maranatha, ora vieni. Strappi i cieli, scendi. Maranatha, ora vieni, Maranatha, ora vieni, Maranatha, ora vieni, Strappi i cieli, scendi. Maranatha, ora vieni, vieni, vieni. Maranatha, ora vieni. Maranatha, ora vieni. Strappi i cieli, scendi. Maranatha, ora vieni. Maranatha, ora vieni. Maranatha, ora vieni. Strappa i cieli, scendi. si pieghi e getti le sue corone. E li vedi che ogni vita si pieghi e getti le sue corone. Udite la voce che dice: e li vedi che ogni vita si pieghi e getti le sue corone. Udite la voce che dice: e li vedi che ogni vita si pieghi e getti le sue corone. Udite la voce che dice: e li vedi, i giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. I giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria. Giovani vedranno, gli anziani sogneranno e tutta la terra sarà piena della tua gloria.
spieghi e certi le sue corone, udite la voce che ogni vita si pieghi e certi le sue corone, udite la voce che dice Eli vieni, Eli vieni. Noi chiamiamo Maranatha, ora vieni Gesù. Aspettiamo i tuoi giorni, Gesù. Ah, come aspetto il giorno in cui vedrò il volto del mio amato. Ah, come aspetto il giorno in cui l'allegria sarà infine completa. Ah, quando aspetto il giorno in cui vedrò il volto del mio amato. Ah, come aspetto il giorno in cui l'allegria sarà infine completa. Ah, come aspetto il giorno in cui vedrò il volto del mio amato. Ah, come aspetto il giorno in cui l'allegria sarà infine completa. Meraviglioso e ammirabile, così sublime, glorioso, la tua presenza è più desiderabile di tutto l'oro, meglio della vita è il suo amore. Meraviglioso e ammirabile, così sublime, glorioso, la tua presenza è più desiderabile di tutto l'oro, meglio della vita è il suo amore. Ah, come aspetto il giorno in cui vedrò il volto del mio amato. Ah, come aspetto il giorno in cui l'allegria sarà infine completa. Ah, come aspetto il giorno il volto del mio amato. Ah, come aspetto il giorno in cui l'allegria sarà infine completa. Meraviglioso e ammirabile, così sublime, glorioso, glorioso, La tua presenza è più desiderabile di tutto l'oro.
Signore, noi sappiamo che noi possiamo vivere con te, perché noi possiamo credere nei domani, Gesù, perché tu ci hai dato la possibilità di poter credere, Signore, che un giorno noi possiamo vivere, Signore. La morte era certa per noi, Gesù, ma tu sei venuto a questo mondo, hai donato la sua vita, perché un giorno noi possiamo abitare con te, Gesù. que se fechem diante da... Quem sabe essa? Que sabe? Não
não há nem que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma, se acalma. Pois sua palavra é cura, e é escudo para os que nele crê. Não há ferro. Are you talking to me? E diante da não há que fiquem de pé, e a tempestade se acalma, se acalma. Pois sua palavra é cura e é escudo para os que nele crê. Nós cremos, nós crediamo in te, Gesù. Noi crediamo in te, Gesù. La tua chiesa celebra il tuo nome, la chiesa adora il tuo nome, la tua chiesa celebra il tuo nome, Gesù, perché Lui vive, perché Lui vive, perché Lui vive. Io posso credere nel domani. Alleluia. Amen, alleluia, che presenza meravigliosa dello Spirito Santo questa sera in mezzo a noi. Oggi ci sono tanti visitanti qua e la nostra preghiera sempre per i visitanti è la stessa, che possiate uscire di qua con un po' della presenza di Dio che siamo soliti sentire in questo luogo. E io sono più che sicuro che dopo quello che Dio ha fatto fino a questo momento, tutti quanti noi usciremo di qua pieni, ricchi della presenza di Dio nei nostri cuori. Possiamo fare un altro applauso allo Spirito Santo che è qua presente in mezzo a noi, e Lui è degno del nostro applauso, come è degno della nostra adorazione, come è degno della nostra lode, come è degno del nostro amore, come è degno del nostro clamore, come è degno delle nostre lacrime, come è degno delle nostre ginocchia che si pieghino solo davanti a Lui, a Lui. Amen. Amen. Vi chiedo di sedervi alcuni minuti prima di proseguire questo nostro culto al nostro Signore Gesù. Vogliamo dare alcuni avvisi per questa settimana. Avvisi per questa settimana. Aiuto, per piacere. Mercoledì abbiamo il nostro Big Bracer degli uomini. Grazie. Abbiamo il nostro Big Bracer degli uomini. Molto bene, grazie mille. Mercoledì sera alle 8 il nostro incontro degli uomini. Tutti voi siete benvenuti al nostro incontro Around the Fire, intorno al fuoco, dove poter dialogare, conversare e edificarci gli uni gli altri questo mese su questa qualità del frutto dello Spirito che è la mansuetudine. Dall'inizio dell'anno stiamo ogni mese andando ad indagare, ad investigare, a conoscere le varie qualità del frutto dello Spirito. Siamo verso ormai
già alla fine dell'anno, ce ne mancano poche e questo mese sarà la mansuetudine. Quindi mercoledì sera alle 8 vi aspettiamo tutti qua in chiesa per una serata meravigliosa alla presenza di Dio. Prossimo avviso, lo presento io, sì? Rifugio, be brave! Gli uomini hanno vinto? Mi sembra di sì. Devo rifare? Rifugio, be brave. Rifugio, be brave. Rifugio delle nostre donne dal 23 al 25 ottobre. Se ancora non hai fatto la tua iscrizione, falla velocemente. Per iscriverti devi parlare con la pastora Andrea o con... C'è il link sul gruppo della Chiesa, siamo in Cristo, no? Sul gruppo delle donne della Chiesa c'è il link, oppure devi parlare con la Vanessa. Non c'è la Vanessa, vero, oggi? C'è la Vanessa? No, l'altra Vanessa oggi non c'è. Ma se vuoi iscriverti devi essere sul gruppo delle donne, quindi per forza, quindi prima della fine della serata andate a parlare con la pastora Andrea che vi inserirà sul gruppo delle donne per poterti iscrivere a questi 3 giorni di immersione, 3 giorni di rifugio. Amen. Devo aggiungere qualcos'altro sul rifugio? No? Bene. Prossimo avviso. Sono finiti gli avvisi? Grazie mille Alex. Sono già finiti gli avvisi. Bene, quindi così posso predicare 3 ore. No, scherzo. Ci alziamo in piedi, facciamo una preghiera per le decime, per le offerte. Facciamo un po' di attività fisica, sta arrivando il freddo, quindi va bene, un po' ci alziamo, ci sediamo, ci alziamo, tutti seduti. No. Amen. Tu che hai portato la tua decima, la tua offerta, in questo momento sei benvenuto a portare alla casa del Signore. Come sempre ci sarà la nostra tesoriera là dietro che ti può aiutare col POS, con la carta, se vuoi fare la tua offerta in questo modo. Ci sono le nostre buste di missioni per supportare le nostre opere missionarie. Per chi non lo sapesse, visto che ci sono alcuni visitanti oggi, noi sosteniamo una missionaria che è in missione tutto l'anno, quindi in questo modo sono usate le nostre offerte missionarie. E niente, preghiamo perché lo Spirito Santo possa benedire queste nostre offerte, queste nostre decime, che veramente quello che noi portiamo oggi possa essere qualcosa che abbiamo in cuore di portare, perché Dio ama un donatore gioioso. Quindi tutto ciò che è nel tuo cuore di portare oggi alla casa del Signore, fallo con gioia. Mi piace quando Edoardo viene qua ballando, portando l'offerta, vedendo che c'è gioia proprio in quello che fa. Fallo con gioia. Dio ama quando siamo gioiosi nel fare la sua opera. E preghiamo anche perché queste offerte possano benedire quest'opera e di riflesso possano benedire la casa di tutti quanti noi. Amen. Signore Gesù, in questo momento consacriamo a Te le nostre offerte, le nostre decime, le nostre primizie, quello che Tu hai messo nel nostro cuore oggi di portare ai Tuoi piedi, alla Tua croce. E quello che Ti chiediamo, Signore, è che possano essere usate al meglio per la Tua opera. Sappiamo che il Tuo regno ha anche bisogno di finanziamenti per continuare ad avanzare, a prosperare, per continuare a essere rilevante e raggiungere anime. E per questo, Signore, Ti preghiamo che possano essere usate al meglio per questo, per la crescita del Tuo regno su questa terra. E Ti chiediamo, Signore, che ogni famiglia qua presente possa essere benedetta anche attraverso questa offerta, questa seminatura che noi oggi portiamo a Te. Per questo Ti preghiamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen.
Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che ci hai fatto vivere in questa serata fino a questo momento. Ti ringraziamo perché è stato pregato per questo culto e io credo che tu stai compiendo la tua volontà oggi in mezzo a noi e soprattutto nei nostri cuori. E questa preghiera è perché tu possa continuare a fare questa tua volontà, che tu possa parlare ai nostri cuori questa sera, che la tua parola ci possa consolare, ci possa confrontare, che la tua parola possa essere da stimolo ad ognuno di noi per uscire da questo luogo diverso e vivere una vita, una camminata cristiana così come tu vuoi che noi viviamo. Benedici, Signore, la tua Chiesa in questo momento per mezzo della tua parola, non della mia, Signore, ma della tua parola. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Bene, vi chiedo di aprire le vostre Bibbie nel libro del profeta Isaia, capitolo 25. Questa settimana abbiamo di nuovo il proiettore funzionante. E quindi potete seguire dal proiettore, ma non è una scusa per non portare le vostre Bibbie in chiesa, mi raccomando, potete continuare a portarle senza nessun problema. Allora, Isaia capitolo 25 versetto 6 dice così: il Signore degli eserciti preparerà per tutti i popoli su questo monte un convito. Un convito sarebbe un banchetto, un convito di cibi succulenti, un convito di vini vecchi, di cibi pieni di midollo, di vini vecchi raffinati, fino a qua. Mi è stato detto che devo dire, ma ho molto piacere nel dirlo, che oggi non ci sono diverse famiglie qua in chiesa, alcune famiglie o alcune persone oggi non ci sono, perché stanno partecipando ai Legendarios. Ai Legendarios! Così si risponde. Quindi preghiamo pregate anche voi insieme a noi. Siamo in preghiera da diversi giorni per la vita di questi nostri fratelli che hanno salito la montagna in questo fine settimana. Domani torneranno, sono sicuro che saranno toccati da questa esperienza, sono sicuro che torneranno rinnovati, trasformati, e io spero che la loro testimonianza, visto che la mia non è bastata, che la loro testimonianza possa convincere altri uomini qua presenti della Chiesa a partecipare a questo evento. È qualcosa di meraviglioso che lo Spirito Santo può fare nella vita di tutti noi uomini per riposizionarci, per rinnovare il nostro sacerdozio, per darci un nuovo intendimento di come vivere la nostra vita all'interno delle nostre case, la nostra vita ministeriale, ma anche semplicemente la nostra vita spirituale e personale. Quindi preghiamo ancora per i nostri fratelli che sono lassù e non vedo l'ora di sentire quello che ci racconteranno quando torneranno. Bene, Isaia 25,6, questo versetto che abbiamo letto, non so se siete stati molto attenti durante la lettura lunghissima di questo versetto, ci parla di una visione che ha il profeta Isaia, in cui dice che il Signore degli eserciti preparerà per tutti i popoli su questo monte un grande banchetto pieno di vini, pieno di cibi succulenti, no? Che cos'è questo monte? Soltanto per dare un'introduzione. Questo versetto è soltanto un versetto di apertura, poi non ci baseremo in realtà su questo versetto per proseguire nella parola, ma è importante distaccare che questo monte di cui ci parla il profeta Isaia è un monte di cui si parla spesso, soprattutto ce ne parlano tanto i profeti dell'Antico Testamento, è il monte di Sion, o una raffigurazione del monte di Sion, ciò che noi un giorno vivremo, dove noi un giorno saremo, no? Nel paradiso, nella nuova Gerusalemme, no? Alla fine dei tempi, quando saremo là con Dio, là con Gesù, saremo su questo monte. Vari profeti ci parlano di questo monte. Il profeta Abdia, no? Nell'ultimo versetto del suo libro
ci dice che coloro che saranno sul monte di Sion giudicheranno la montagna di Esaù, coloro che sono sulla montagna di Esaù. Questo ci fa capire che sta parlando dei tempi futuri. E è importante distaccare questo, no? All'interno di questo versetto, perché proprio qua Isaia ci sta parlando dei tempi futuri, di quando saremo in paradiso, di quando saremo seduti al lato del nostro Signore, e lì al lato del nostro Signore ci sarà questo grande banchetto pieno di cibi succulenti, la migliore picanha argentina che possiate immaginare sarà su questo banchetto, il migliore cibo che voi possiate immaginare sarà lì, no? Preparato per tutti quanti noi. E quando si parla di banchetto, solitamente, come in questo caso, si parla di qualcosa di gioioso. Perché si fa un banchetto? Per una festa, per un momento bello, per un momento gioioso veramente. Oggi è il compleanno di mio figlio Benjamin, e noi solitamente il sabato abbiamo una giornata un po' difficile, no? Perché ovviamente c'è il culto la sera, quindi siamo sempre molto presi. Io porto l'Andrea, la porto in chiesa prima di pranzo molto spesso per preparare tutte le cose, lei ha le prove, io torno a casa con i bambini, e solitamente il momento del pranzo non è un granché. Io non mangio di solito perché quando devo predicare ho lo stomaco chiuso, la mia moglie non è a casa, e per i bambini diciamo che l'air fry si è rivelata una grande tecnologia per il sabato, perché gli faccio qualcosa di molto veloce lì dentro. Ma oggi, che è il suo compleanno, abbiamo fatto un banchetto, abbiamo fatto il pollo, la maionese, le patatine fritte, la refrigerante, no? Tutte queste cose qua. Perché? Perché quando c'è una festa si fa un banchetto. Vi ricordate la storia, la parabola del figlio il prodigo, no? Alla fine della parabola il figlio torna dal suo papà, e il papà cosa dice? Ammazzate il vitello grasso, faremo un grande banchetto, una grande festa. E lassù in cielo ci sarà questa grande festa. Ma il banchetto prevede per forza un qualcosa, no? Un elemento senza il quale sarebbe un po' difficile avere un banchetto. E quello che prevede è la tavola. La tavola è ciò di cui oggi io voglio parlarvi, e spero che la parola che porterò oggi possa avere un qualche significato per le vostre vite. Perché la tavola sì è simbolo di banchetto, e quindi è simbolo di festa, di gioia, quella gioia che noi vivremo alla fine quando saremo riconciliati, ricongiunti con Gesù. Ma il banchetto significa anche molte altre cose. La tavola significa anche molte altre cose nella nostra vita. E per questo voglio iniziare facendovi una domanda che la Bibbia anche ci fa, no? Un po', se leggiamo tra le linee, ci fa: a quale tavola ci stiamo sedendo? A quale tavola tu ti stai sedendo? Dov'è che ti stai sedendo? Con chi ti stai sedendo a tavola? Il salmista nel primo salmo del libro di Salmi, nel primo versetto del primo salmo, ci dice: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Vi ricordate? Che non si ferma sulla via dei peccatori, né si siede nella cerchia o sulla tavola con gli schernitori. Qua il salmista ci sta facendo questa domanda implicitamente. Ci dice: voi con chi vi state sedendo? Noi, io e te, con chi ci stiamo sedendo? A che tavolo ci stiamo sedendo? Non so se ti sei mai fatto questa domanda, ma la Bibbia dà tantissima importanza e ci questiona su questa attitudine che noi abbiamo. Dove noi ci stiamo sedendo? A quale tavolo? Questa parola che noi abbiamo letto in questo primo versetto del primo salmo, no? Schernitori, una parola un po' difficile. Quanti avevano già sentito questa parola, no? Forse pochi di noi. È una parola un po' difficile. Che cosa significa letteralmente, secondo il dizionario, questa parola? Gli schernitori sono coloro che prendono in giro o che parlano male di qualcuno, ma non lo fanno per scherzare, non lo fanno per ridere, lo fanno per mortificare gli altri. No, lo fanno per portare morte nella vita degli altri. Quindi quando noi ci sediamo alla tavola degli schernitori, noi ci stiamo sedendo con qualcuno
che porta morte. Quindi il significato di questo versetto non è tanto il fatto di mi siedo alla tavola con qualcuno che prende in giro gli altri, mi siedo alla tavola con qualcuno che parla male del fratello, della sorella. No, mi siedo a una tavola che porta morte. L'Apostolo Paolo in Romani 8,6 ci dice che i desideri della carne, ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Quindi quando noi ci sediamo alla tavola con gli schernitori, che cos'è che stiamo bramando in realtà? Ah, ma sono gli altri, no? Sono gli altri, semmai le persone cattive. Io no, io sono cristiano, io sono bravo, io so chi sono, ho un'identità, quindi io posso sedermi dove voglio. Non c'è problema se io mi siedo a tavola con una persona che porta morte, perché io so chi sono. Io non mi faccio contaminare da queste cose. Io non mi faccio contagiare da queste cose. E fratelli, quando si parla di questa tavola degli schernitori, non si sta parlando solo e unicamente, quando si parla di tavola, non si parla solo e unicamente di una vera e propria tavola con altre persone. Si parla di tutto ciò che riguarda la nostra vita. Si parla, sì, delle persone di cui ci circondiamo, ma si parla anche di a che eventi noi partecipiamo, quali film, quali serie TV, che cosa guardiamo in TV, quale musica ascoltiamo, tutto ciò che riguarda la nostra vita. È qualcosa che porta morte o è qualcosa che porta vita, che porta benedizione? E noi sì, possiamo dire, io non mi faccio contaminare da queste cose. Io ero il primo che dicevo questo. Io posso uscire con queste persone e non mi faccio contaminare. Io posso ascoltare questa musica, non mi faccio contagiare da questo. Io ero il primo che diceva questo. Però Paolo, prima di scrivere questo versetto, Romani 8,6, ne scrive un altro che dice così: poiché quelli che sono della carne pensano alle cose della carne, ma quelli che sono dello spirito pensano alle cose dello spirito. Questa parola pensano è tradotto un po' male, questa è la versione Nuova Riveduta 2006. Ci sono altre versioni in italiano e in portoghese che la traducono in un altro modo. Dice: poiché quelli che sono secondo la carne hanno l'animo per le cose della carne, oppure sono inclinati verso le cose della carne. È già diverso, no? Non è soltanto pensano, io penso ma mi sta lontano. No, sono inclinato verso le cose della carne. Io non voglio né offendere qualcuno, ci mancherebbe altro, né giudicare, però quello che questo versetto ci fa capire è che se noi ci circondiamo di determinate persone, che se noi facciamo determinate cose, ascoltiamo un certo tipo di musica, guardiamo, ci facciamo entrare nella testa determinate cose, è perché in realtà sotto sotto noi siamo già contaminati da queste cose. Non serve dire queste cose non mi contaminano. Se io guardo queste serie TV che parlano di questo e questo, non mi contaminerà. Se la guardi, probabilmente sei già contaminato. Io posso uscire con queste persone perché non mi corromperanno, io non farò mai quello che fanno loro, ma se tu segui queste persone, in realtà sei già contaminato. Perché? Perché la carne ti porta ad inclinarti verso la carne. Se lo spirito governasse interamente la tua vita, tu diresti no, io sono inclinato solo verso che lo spirito mi suggerisce. E sicuramente lo spirito non ci suggerisce morte, perché nel versetto dopo Paolo dice: la carne brama, desidera morte, ma lo spirito desidera vita e pace. Quindi la Bibbia ci lascia questa domanda molto molto chiara, molto chiara. Dove ti stai sedendo? Alla tavola di chi ti stai sedendo? Con chi ti stai sedendo? O chi c'è seduto sulla tua tavola? E noi potremmo dire: sì, ma Gesù si sedeva con i peccatori, Gesù cenava, andava proprio a tavola, no? Con i peccatori. Noi leggiamo questo quando è andato a chiamare Matteo. Matteo era un grande peccatore, no? Esattore delle imposte, rubava ai suoi stessi patrioti. E Gesù che cosa ha fatto? Matteo, vengo a casa tua a cenare. È andato lì a cenare, c'erano prostitute, e c'erano esattori, e c'erano pagani, c'era un sacco di gente, no? Un sacco di peccatori. Che i farisei hanno detto: ma che cosa sta facendo questo qua? Come può chiamarsi maestro uno che va a mangiare con queste persone, con la feccia del popolo?
Noi potremmo dire questo: no, io esco con determinate persone o faccio determinate cose perché anche Gesù lo faceva, no? Quindi perché io non dovrei farlo? Ho visto, mi veniva sempre una storia su Instagram, un Reels, no? Diversi mesi fa, probabilmente l'avrete già visto, di una signora, no? Evangelica, non so chi sia sinceramente, a cui veniva chiesto perché se Gesù beveva vino io non posso bere, no? E questa signora rispondeva: prima risuscita un morto e dopo bevi, no? Un po' esagerando, però questa risposta ci lascia molto chiara questa cosa qua. Noi tante volte ci mettiamo delle scuse per fare qualcosa che in realtà è qualcosa che soddisfa soltanto la nostra carne. No, sì, posso perché Gesù lo faceva, ma tu perché lo stai facendo? Gesù non lo faceva per soddisfare la sua carne, Gesù lo faceva per convertire persone. Ma tu perché veramente lo stai facendo? E tu puoi anche rispondere a me, a tua moglie, a tuo marito, ai tuoi amici: no, io lo faccio per convertire persone. Però non devi rispondere a me. In realtà è un po' questa la storia, no? L'unico a cui dobbiamo dare testimonianza, l'unico a cui dobbiamo rispondere è il nostro Signore Gesù. E la Bibbia ci lascia molto chiaro che Lui conosce ogni cosa di noi. Lui conosce i nostri pensieri, Lui conosce i nostri desideri, Lui conosce le nostre intenzioni, i nostri propositi, e quindi non c'è modo di imbrogliare Lui. Ma molti di noi mettono delle scuse, no? Dicono sì, io posso, Gesù lo faceva, o cose del genere, soltanto per in realtà soddisfare la propria carne. E come c'è scritto qua dietro di me, che come sempre viene spoilerato, ciò di cui noi abbiamo bisogno oggi, se stiamo vivendo in un tavolo che non è il tavolo sul quale noi dovremo vivere, non è il tavolo al quale Gesù ci vuole vedere seduti, ciò di cui noi abbiamo bisogno è un cambio di questa tavola. Come ho detto, io ero uno dei primi che un tempo diceva: sì, io posso andare in giro con queste persone, non mi contamineranno, non mi contageranno, non mi influenzeranno, io posso ascoltare questa musica, io posso vedere questi film, niente di questo mi contagierà. Ma in realtà erano solo scuse che mi mettevo davanti per soddisfare la mia carne. E quando ho capito questo, la mia preghiera istantanea è stato: Dio, toglimi tutto ciò che mi porta a peccare. E nel giro di pochissime settimane ho visto i miei migliori amici scomparire da davanti a me, amici che erano i miei amici da una vita, sapete, quelli che sono fratelli proprio, scomparire da davanti a me. Ho cominciato a smettere subito di ascoltare un determinato tipo di musica che mi invogliava a peccare, a fare determinate cose subito. Perché? Perché c'è la necessità di cambiare tavola. C'è la necessità di allontanarci da determinate compagnie, c'è la necessità di cambiare le nostre abitudini, c'è questa necessità, perché ci sono tavole alle quali noi ci sediamo che producono solo morte, che mortificano la nostra vita, il nostro spirito, e noi non possiamo più stare seduti a queste tavole. 2 o 3 settimane fa è stata predicata una parola su maturità. L'ho ripresa un po' la settimana scorsa, e questa in realtà è soltanto un'aggiunta a quella parola. Noi dobbiamo cambiare tavola per diventare cristiani maturi. Dobbiamo cambiare tavola, dobbiamo cambiare le persone intorno a noi, le circostanze, le situazioni intorno a noi. Dobbiamo. E questo non significa soltanto allontanarci da persone cattive, tra virgolette, no? Da persone che ci portano a fare cose sbagliate. Significa anche accostarci a persone che ci fanno del bene. Significa separarci da persone che magari non hanno la nostra stessa visione, non hanno i nostri stessi propositi, che non hanno il nostro stesso modo di camminare, e cominciare a vivere con persone che invece ci possono far crescere, persone che possono esortarci, che vogliono veramente che noi cresciamo. Perché Gesù si sedeva a tavola con i peccatori e i pubblicani? Perché Gesù voleva vederli crescere. E i peccatori e i pubblicani che cosa volevano? Che Gesù diventasse il Messia promesso.
volevano anche loro che Gesù crescesse. No? Quindi noi dobbiamo sederci a un tavolo in cui noi desideriamo che le persone crescano e allo stesso tempo vedere che le persone vogliono la nostra crescita. E questo è un discorso che ho fatto con un fratello alcune settimane fa, perché io e l'Andrea, quando abbiamo cominciato come pastori della Chiesa 5 anni fa, prima eravamo leader dei giovani della Chiesa e dopo ancora per 1 o 2 anni siamo stati leader dei giovani della Chiesa nonostante fossimo pastori, e noi eravamo circondati solo da giovani, no? I nostri migliori amici della Chiesa erano tutti giovani. Oggi la signora Maria ha detto: questa è una chiesa piena di giovani, no? Forse anche perché abbiamo accompagnato tanti giovani in questa camminata, no? Negli scorsi anni. E è successo, no, che è arrivato un certo punto della nostra camminata pastorale in cui noi abbiamo dovuto prendere una decisione e staccarci dal gruppo dei giovani. E non è stato facile, perché nel gruppo dei giovani c'erano i nostri più cari amici, le persone a cui eravamo più legate, perché da anni stavamo con i giovani e non magari con gli adulti della Chiesa. Però era stato qualcosa che noi dovevamo fare, perché noi avevamo figli, ad esempio, i giovani non avevano figli. Noi avevamo altri propositi come pastori della Chiesa, i giovani non avevano questi propositi. Un tempo avevamo propositi che ci univano, avevamo un stile di vita, anche un modo di vestire magari che ci univa di più, ma è arrivato un momento in cui non avevamo più questo e abbiamo dovuto cambiare di tavola. E questo avviene per tutti prima o poi, deve avvenire per tutti prima o poi. No? Tu che magari hai figli e passi tutta la tua vita con giovani che non hanno figli, non riuscirai mai a trovare modo di crescere, perché non avrai mai persone vicino a te che hanno i tuoi stessi propositi, che hanno i tuoi stessi obiettivi, che passano quello che tu passi. Quindi questo cambiare di tavola è qualcosa che per tutti quanti noi come cristiani è necessario per crescere nella nostra camminata cristiana. Non significa soltanto allontanarci dai peccatori, significa anche separarci da coloro che oggi non possono più farci crescere e unirci a persone che invece possono. In questa settimana io e l'Andrea abbiamo visitato 2 o 3 case e sono state delle serate bellissime, dei tempi di tavola, dei tempi a tavola con coppie, con persone a cui raccontavamo delle cose, ad esempio della Chiesa, cose che sono successe, e queste persone dicevano: wow, ma allora Dio sta veramente aprendo le porte, Dio sta facendo cose incredibili per una crescita della Chiesa. E sapete, ci davano parole di esortazione, ci davano parole di vita, no? Parole di vita e pace, quelle che lo Spirito Santo ci vuole portare. E questo succede quando noi cambiamo tavola, quando noi ci uniamo a persone che hanno i nostri propositi, i nostri valori, i nostri obiettivi. Questo è qualcosa, fratelli, che deve avvenire nelle nostre vite. Il desiderio di Gesù è darci vita e pace, ma la scelta di chi ci circonda spetta a noi, e questa scelta ha tutto a che vedere con il risultato finale, se noi avremo veramente questa vita che Gesù vuole per noi oppure no. Perché finché saremo nelle tavole antiche, finché saremo nei nostri comodi, non riusciremo mai a crescere nella nostra vita cristiana, non riusciremo mai a sviluppare la chiamata che Dio ha per ognuno di noi. Quindi, fratelli, la parola di oggi è questa: impariamo, desideriamo di cambiare tavola. Non so se questa parola può avere un senso nella tua vita, ma affinché questo avvenga, affinché possa avere un senso e affinché tu possa desiderare di cambiare tavola, la domanda che devi porti è: quanto è importante per me la tavola? Quanto è importante per te la tavola? Quanto è importante per te avere un tempo anche semplicemente a tavola? Fratelli, è molto pratica la risposta a questa domanda. Non ci sono cose fantasiose da fare, è molto pratica la risposta a questa domanda. Pensa a te nella tua famiglia, ok? Quanto tempo passi a tavola con la tua famiglia? Anzi, più semplicemente, tu ceni a tavola con la tua famiglia? So che magari la colazione è difficile farla tutti insieme, ci sono orari diversi, chi magari deve andare a lavorare presto, i bambini che vanno a scuola, no?
Il pranzo spesso è ancora più difficile, no? Ma la cena, di solito la cena è un momento in cui tutti quanti sono a casa e tu ceni a tavola con la tua famiglia. O magari ceni sul divano, no, uno prende il piatto, va in camera sua, l'altro prende un piatto, va davanti alla PlayStation. E soprattutto, qual è l'intrattenimento sulla tua tavola di casa tua? L'intrattenimento sono discorsi che magari voi fate con i vostri figli o con i vostri genitori, con i vostri fratelli, con i vostri amici. O l'intrattenimento a tavola è la TV, il programma, il telequiz su Rai 1 o Netflix. O l'intrattenimento è Instagram. No? Perché oggi tante famiglie a tavola, a cena, magari sono a cena con la famiglia, ma col telefono in mano. Noi abbiamo una regola messa a casa ormai, che quando siamo a tavola il telefono non sta sulla tavola, il telefono sta sul mobile dietro, non può stare sulla tavola. E sapete, sembra una sciocchezza, no? Perché mi fai queste domande qua? Cosa c'entra se guardo la TV finché ceno? Cosa c'entra se sto sul cellulare finché ceno invece di parlare con la mia famiglia? Ma sapete, tutto questo ha una enorme ripercussione sulla vita delle nostre famiglie. Sembra una sciocchezza, ma ciò che succede sulla tavola della cena è il riflesso molto spesso di com'è la situazione della nostra famiglia. E io ho vissuto questo personalmente nella mia infanzia, perché a casa mia, con i miei genitori, con i miei fratelli, no? Prima ovviamente di essere sposato, non esisteva un tempo a tavola. Il tempo a tavola si aveva a Natale, a Pasqua, no? In queste cene grandi con tutta la famiglia, queste cene di 5 ore come fanno gli italiani di solito, ma la cena normale, ognuno la faceva dove voleva. Uno sul tavolo, uno sul divano guardando la TV, uno andava in un'altra stanza addirittura al computer o chissà a fare cosa. Non esisteva un tempo di tavola nella mia famiglia e questo ha portato successivamente alla distruzione della mia famiglia. I miei genitori hanno divorziato, eccetera eccetera. Il modo in cui noi viviamo il tempo di tavola nelle nostre case riflette molto spesso la situazione della nostra famiglia. Per questo io ti chiedo, qual è l'importanza che ha la tavola nella tua vita? Qual è l'importanza che ha il tempo a tavola con la tua famiglia nella tua vita? Guarda, se la predicazione di oggi non parlasse niente con te, proprio non c'entrasse niente con quello che può interessare a te, la tua vita, ma soltanto questa parola potesse toccarti, e a partire da oggi forse tu a tavola guardi la TV durante la cena o sei al telefono, oppure la tua famiglia è divisa durante la cena, se soltanto questo piccolo consiglio potesse toccarti, già sarebbe una grande vittoria per una famiglia riscattata, per una famiglia più sana, una famiglia che veramente vive ciò che Gesù vuole per noi, una famiglia unita. Io non so com'è che voi vivete il vostro tempo a tavola, ma impariamo a vivere un tempo veramente di tavola, non solo a tavola, un tempo di tavola, un tempo di conversazione, un tempo in cui allacciamo relazionamenti. Perché quanti di voi hanno figli qua? I miei figli? Alzi la mano chi ha figli. Ci sono abbastanza genitori. Vi rendete conto che i vostri figli passano molto più tempo a scuola che con voi? Durante la giornata, penso che se facciate i conti sicuramente li avrete già fatti. I vostri figli passano molto più tempo con altre persone che con voi. Gli insegnanti dei vostri genitori sono quasi dei genitori per loro, perché passano 8 ore al giorno con il loro insegnante spesso, e con i genitori ne passano quanti? 2 ore, 3 ore, 4 ore, non di più di questo. E se quei pochi momenti in cui noi abbiamo di poter passare a loro qualcosa, qualche insegnamento di vita cristiana, qualche testimonianza, qualche piccola cosa, noi non riusciamo a dargli neanche questo tempo,
come cresceranno i nostri figli? Ho sentito pochi giorni fa, fatalità, di un'indagine statistica che hanno fatto, non so quanto tempo fa in realtà, ho sentito molto velocemente, ma un'indagine che hanno fatto in Inghilterra, e dicevano che negli ultimi anni in Inghilterra è aumentato del 40% la vendita di tavoli da ufficio, no? Tavoli da ufficio, le scrivanie, diciamo così. Negli ultimi anni la vendita delle scrivanie è aumentata del 40%, ma è diminuita del 25% la vendita di tavole da cena, tavole di casa, tavole dove si mangia, no? È diminuita del 25%, e in questa indagine statistica stavano facendo un conto con le famiglie che ci sono adesso formate in Inghilterra. Questa vendita, questo calo del 25% significava che praticamente c'erano, non mi ricordo il numero, ma tantissime famiglie in percentuale che non avevano un tavolo dove cenare. C'erano case in cui non avevano tavoli in cui cenare. Pensate che sembra una cosa strana, io non lo so se tutti quanti voi avete un tavolo a casa per cenare, spero di sì, ma questo non è un qualcosa fatto per una situazione economica, perché la vendita delle scrivanie era salita del 40%, la vendita di tavoli dove lavorare era salita del 40%, ma dove cenare era diminuita del 25%. E non so se questa è una novità per qualcuno di voi oppure no, ma oggi l'Inghilterra è uno dei paesi più lontani dal cristianesimo di tutta Europa, soprattutto col passato meraviglioso che ha avuto, un passato di risveglio, un passato di grandi predicatori, John Wesley, Spurgeon, Whitefield, i più grandi predicatori degli ultimi secoli sono sorti proprio in Inghilterra. È stato un paese meraviglioso sotto questo punto di vista, ma oggi l'Inghilterra è quasi la culla del satanismo in Europa. Oggi l'Inghilterra è stato, se non sbaglio, ma è stato il primo paese in cui è stato legalizzato il matrimonio tra omosessuali in Europa, dico. Quindi è veramente un paese che ha perso e si è allontanato tantissimo dai valori della famiglia cristiana, dai valori di una famiglia salutare, sana. E questo dato di questo calo di tavoli nelle case è sicuramente un dato che ha tutto a che vedere con questo cambio di mentalità, di valori che ha avuto l'Inghilterra. Quindi questo è un consiglio per ogni famiglia di questa chiesa oggi: date valore, valorizzate questo tempo a tavola. Per quanto poco che possa essere, spegnete i telefoni, spegnete la TV, guardate la TV quando i bambini vanno a dormire, fate dell'altro se proprio la volete guardare. Noi ormai stiamo regalando soldi a Netflix, perché ho speso in questi mesi 30 euro senza mai accendere la TV, da 3 mesi che non viene accesa la TV a casa nostra. Ma se proprio dovete guardare la TV, fatelo in un altro momento e valorizzate questo tempo a tavola. Gesù ci parla dell'importanza del tempo a tavola. Il tempo a tavola, secondo la parola di Dio, secondo gli insegnamenti di Gesù, è il luogo in cui ci si sfama, in cui si mangia, no? La tavola è proprio il luogo in cui si mangia solitamente. E biblicamente il mangiare si riferisce a cosa? All'apprendere, a crescere, no? All'apprendimento. Noi vediamo proprio nella Bibbia, ci sono 2 persone nella Bibbia che sembra abbiano mangiato dei libri, no? Ezechiele nell'Antico Testamento, Giovanni nell'Apocalisse, c'è scritto che hanno mangiato dei rotoli, no? Hanno mangiato. E che cosa rappresentano questi rotoli? Rappresentano la parola di Dio, rappresentano la parola profetica. E è interessante vedere la reazione di Ezechiele e di Giovanni quando hanno mangiato questi rotoli che rappresentano la Bibbia, rappresentano la parola di Dio, no? Per entrambi c'è stata una doppia reazione, perché entrambi hanno sentito prima il dolce, come il miele, era buonissima la parola di Dio, ma anche poi hanno sentito un amaro molto forte, no? C'è questa dualità nella parola di Dio.
E questo è un parallelismo che noi possiamo vedere proprio con gli insegnamenti di Gesù. Vi ricordate quando Gesù ha moltiplicato i pani, i pesci, no? Per migliaia e migliaia di uomini. Dopo di questo Gesù è andato via, queste persone che ha sfamato lo hanno cercato e Gesù ha fatto un sermone a loro dicendo dovete sempre mangiare di questo pane che io vi do e io sono il vero pane, chi verrà a me non avrà più fame, chi verrà a me non avrà più sete. E tutto il popolo, sì, vogliamo sempre questo pane, daccene di più, no? La parola si è rivelata dolce a questo popolo. Ma poi Gesù cosa ha detto? Va bene, se volete questo pane, quello che dovete mangiare è la mia carne, quello che dovete bere è il mio sangue. Allora lì la parola si è rivelata amara e il popolo ha detto no, non ci piace più questa idea, meglio che ce ne andiamo via. La parola di Dio fa questo. La parola di Dio è una parola che ci dà piacere, che ci dà gioia, che ci consola, che è dolce come il miele, ma è una parola che anche ci confronta, è una spada che ci penetra. Questa è la dualità della parola di Dio. E dopo questo episodio in cui questi discepoli hanno abbandonato Gesù perché era troppo duro il parlare di Gesù, Gesù chiama gli apostoli e gli dice ma voi non ve ne andate via? Perché non seguite anche loro? E Pietro, no, si alza e dice ma dove vuoi che andremo noi? Soltanto tu, Gesù, hai parole di vita eterna. E praticamente Pietro gli sta dicendo soltanto la tua parola, per quanto possa confrontarci, anzi proprio perché ci confronta, può darci insegnamenti che ci porteranno a vivere la vita eterna. Il tempo a tavola, il tempo in cui si mangia, no? Non si mangia soltanto il cibo materiale, ma è il tempo in cui mangiare anche il cibo spirituale. È il tempo dell'apprendimento. Per questo valorizzate il tempo a tavola, perché come ho detto prima, i vostri figli ad esempio, o le persone che si siedono a tavola con voi, i vostri amici a volte, sono persone che voi magari vedrete per una volta alla settimana, o li vedrete una volta e poi non li vedrete mai più, persone con cui vi sedete raramente a tavola. E questi momenti a tavola sono momenti di insegnamento. Sono momenti in cui potrete lanciare quel seme, sono momenti in cui potrete portare una parola di consolazione o una parola di confronto. I momenti a tavola sono importanti, valorizziamo i momenti a tavola, perché il momento a tavola è il momento in cui si mangia, è il momento dell'apprendimento e per questo è importante anche per noi cambiare tavola e andare a sederci con persone che possono fare questo nelle nostre vite, non solo persone che passano la mano sulla nostra testa e dicono come sei bravo, come sei bello, come sei gentile, no? Ce la farai? No, persone anche che ti dicono guarda che c'è qualcosa da cambiare, persone che ti confrontano, persone che ti insegnano, persone che ti edificano, che ti fanno veramente crescere. Per questo c'è la necessità di cambiare tavola. Il tempo a tavola, secondo la parola di Dio, secondo Gesù, è un tempo di comunione. È a tavola che viviamo la migliore comunione che possiamo vivere, no? Non c'è un posto più bello in cui stare a parlare, a conversare che la tavola. In Atti 2 c'è scritto che gli apostoli, no, e tutti i cristiani all'epoca andavano concordi al tempio a pregare, a fare i loro culti, i loro adorarti, no? Ma poi si riunivano nelle case per spezzare il pane insieme. Il tempo a tavola è qualcosa che vivevano fin dall'epoca apostolica. Per questo oggi noi facciamo i culti in casa, perché nei culti in casa c'è questa possibilità di apprendimento a tavola, c'è questa possibilità di comunione, c'è questa possibilità di vivere veramente stretti, di vivere veramente l'essere uni in Cristo. C'è questa possibilità all'interno dei culti in casa. È qualcosa di magnifico ciò che avviene quando viviamo questi momenti. Perché quando siamo a tavola, in questi momenti di comunione, siamo tutti uguali. Non c'è il più ricco, non c'è il più povero, non c'è il più grande, il più giovane, il più bello, il più brutto. Quando siamo a tavola siamo tutti uguali. C'è un teologo inglese, John Stott, che in un libro ha scritto una frase bellissima che dice che la tavola dei cristiani, la tavola della croce è il luogo in cui sono tutti uguali, ovvero
sono tutti peccatori perdonati. Tutti noi a tavola siamo uguali, peccatori che sono stati perdonati. Gesù ci insegna a vivere un tempo di tavola attraverso la Santa Cena, no? E noi facciamo sempre la Santa Cena una volta al mese qua in chiesa, un tempo sempre bellissimo, ma una delle più belle Sante Cene che ho vissuto nella mia vita è stato un giorno in cui c'eravamo io, c'era Gilson, c'era Paolo, non so se fuori là dietro c'è Paolo, e Giacomo. Eravamo a casa di Giacomo, le nostre mogli erano andate da qualche parte, non so se a una festa, qualcosa, e noi eravamo lì a tavola, stavamo conversando, ti ricordi? E a un certo punto è venuto fuori facciamo una Santa Cena tra di noi. E abbiamo fatto una Santa Cena, eravamo 4 così a tavola, sapete, un momento di pura comunione insieme. La cosa più bella che mi veniva da ridere a un certo punto è che dopo la Santa Cena abbiamo fatto un momento di preghiera insieme. E siamo 4 persone completamente diverse, che vengono da dottrine completamente diverse, e ognuno di noi aveva un modo di pregare completamente diverso l'uno dall'altro, no? C'è Paolo che è figlio di pastore dell'Assemblea di Dio, pregava con quella potenza, no? Dell'Assemblea. Gilson, pastore della chiesa quadrangolare, pregava con questo modo che hanno loro di pregare, e Giacomo, no? Che è il suo modo di pregare molto, molto duro così, pregava in questo modo qua, e io in un altro modo. Ognuno aveva un modo diverso da pregare. Io a un certo punto mi volevo fermare di pregare per mettermi a ridere, perché veramente era una situazione quasi da ridere, no? Però è proprio questa cosa qua, è bello, no? Tutti diversi gli uni dagli altri, ma in realtà nel momento di tavola, nel momento di comunione, questa differenza non esiste più e siamo tutti uguali. Tutti quanti siamo peccatori che siamo stati perdonati e siamo lì a vivere questa comunione. Infine il tempo di tavola, secondo ciò che ci insegna la Bibbia, è un tempo di intimità, di pura intimità, in cui ognuno di noi può veramente mettersi a nudo davanti agli altri, in cui si può veramente riconoscere chi c'è dietro questo corpo, no? Si può veramente riconoscere Gesù nella vita delle persone. Mi piace nell'ultimo capitolo del Vangelo di Luca, no? Vi ricordate? C'è quell'episodio in cui c'erano 2 discepoli che stavano camminando insieme sulla strada per Emmaus, e Gesù comincia a camminare insieme a loro, parlano insieme, loro non riconoscono che è Gesù, ma a un certo punto si fermano e si mettono a tavola. E lì, finché sono a tavola, Gesù spezza il pane, lo distribuisce, e poi all'improvviso, puff, sparisce. E questi 2 discepoli, lì in quel momento, a tavola, riconoscono che Lui era Gesù. Quando noi siamo a tavola, veramente noi possiamo testimoniare con la nostra vita chi siamo. Veramente lì può trasparire da noi, perché non è come quando siamo in chiesa. In chiesa sono tutti bravi, in chiesa siamo tutti i migliori cristiani del mondo, no? Ma quando siamo a tavola, lì veramente viene fuori chi siamo, e lì veramente possiamo testimoniare che Gesù vive dentro di noi. Amen. Posso chiederti di alzarti in piedi? Stiamo per terminare. Il gruppo di lode si può salire. Non fatevi distrarre dai musicisti che si preparano. Ascoltatemi ancora 2 minuti, dopo mi fermo. Abbiamo letto all'inizio quel versetto, Isaia 26, 5. In questo versetto noi leggiamo che alla fine ci sarà un banchetto che sarà per noi, sarà una grande festa, e Gesù ci sta invitando a vivere
questo ultimo giorno, questo tempo di tavola insieme a Lui, no? Ci sta invitando a fare questo, ci invita ogni giorno a fare questo, attirandoci a sé, portandoci sui Suoi cammini con lo Spirito Santo che vive in noi, che ci inclina a vivere questi desideri di vita. Però questa sera Gesù ci fa alcune domande che abbiamo già sentito. Che importanza ha per te la tavola? E chi vuoi che si sieda alla tua tavola? Chi vuoi che si sieda alla tua tavola? Chi vuoi che ci sia lì con te? E sapete, questa non è una scelta che fa lo Spirito Santo per noi. Non è una scelta che fa Dio per noi. Chi vuoi che si sieda alla tua tavola? Puoi dire alla persona vicino a te, così magari è un po' stanca, la svegli. Chi vuoi che si sieda alla tua tavola? Dillo alla persona vicino a te. Puoi dire così: non è lo Spirito Santo che sceglierà per te. Sei tu che decidi chi si siede alla tua tavola. E Gesù ci fa una proposta nel libro dell'Apocalisse 3, versetto 20. Ci dice così: ehi, io sono la porta e busso. E sapete una cosa? Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la sua porta, io mi siederò a tavola con lui. Qua Gesù non ci sta dicendo in questo versetto: venite alla mia tavola. La sua tavola ci sarà, alla fine dei tempi ci sarà, e lei saremo invitati. Ma oggi Gesù non ci dice venite alla mia tavola. Oggi Gesù ci dice: chi vuoi che si sieda alla tua tavola? Tu, è una tua scelta, chi vuoi che si sieda alla tua tavola? Io sono qua e busso. Se tu vuoi, io posso sedermi vicino a te. Io posso entrare e sedermi con te. Perché dovresti volere questo? Sappi una cosa, se tu deciderai di aprire veramente la tua porta affinché Gesù si sieda, Gesù comincerà a vivere insieme a te quella parte della tavola che è l'apprendimento, quel mangiare. E quando Gesù comincerà a vivere questo con te, Lui comincerà a confrontare la tua vita. Sei disposto a essere confrontato da Gesù? Sei disposto a essere confrontato dalla sua parola? Sei disposto? Gesù è lì. E se tu apri, perché tu vuoi, Gesù si siederà e sappi che Lui ti confronterà, perché la tavola è un luogo di apprendimento. E sappi un'altra cosa: se tu apri e dirai sì Gesù, vieni a sederti qua alla mia tavola, Lui desidererà avere comunione con te, perché la tavola è un luogo di comunione. E quindi se Lui desidererà avere comunione, significa che tu dovrai fare la tua parte, perché la comunione non si ha uno parla e basta, no, la comunione si ha in due. E se tu vorrai avere questo tempo di comunione, tu dovrai cominciare a desiderare di avere un tempo con Gesù, a desiderare di avere un tempo di preghiera con Lui, un tempo di parola, perché la comunione è anche questo, conoscenza reciproca, un tempo di consacrazione a Lui, momenti di adorazione. E infine, è quella che forse è un po' più difficile: se tu aprirai la porta e dirai sì Gesù, vieni, voglio che ti siedi alla mia tavola, tu dovrai essere disposto ad avere un tempo di intimità con Gesù, perché l'intimità fa parte della tavola. Abbiamo detto che l'intimità è il luogo in cui veramente noi dimostriamo chi siamo. E quando Gesù si siederà a questa tavola con te, Lui lì riuscirà a capire chi c'è dietro questa pelle, chi c'è dietro questa faccia, chi c'è dietro questo corpo. Lui riuscirà veramente a investigare chi tu sei. Quanti sono disposti a lasciarsi investigare da Gesù? Quanti sono disposti a mostrare chi veramente abita qua? Fratelli,
È un tempo di crescita per la nostra Chiesa, ma un tempo di crescita necessita di un cambio di tavola, necessita di una maturazione, e questa da parte di ognuno di noi, di ogni famiglia qua presente, qua rappresentata. Se noi vogliamo vivere questa crescita, questa maturazione, dobbiamo imparare ad abbandonare cose del passato e cominciare a proiettarci verso ciò che Dio ha preparato davanti a noi. Nuovi tavoli, nuove persone, nuovi propositi, nuovi obiettivi, una vita nuova che Lui ha pianificato già davanti a noi, affinché noi possiamo crescere nella nostra vita familiare, possiamo crescere nel nostro sacerdozio, possiamo crescere nella nostra chiamata che è su ognuno di noi. Se noi vogliamo vivere questo, dobbiamo essere disposti ad abbandonare ciò che ci impedisce di viverlo, queste tavole a cui eravamo legati in passato. E Gesù ha già preparato, c'è scritto nella Bibbia, Lui ha già preparato buone opere davanti a noi, le ha già preparate. Sta soltanto a noi abbandonare il vecchio per vivere il nuovo, per crescere, maturare. Gesù è lì alla porta e bussa, e a chiunque vuole vivere questa crescita, a chiunque vuole vivere questo nuovo tempo nella propria vita, basta aprire e dire: Gesù, io voglio te alla mia tavola, io voglio te alla mia tavola, voglio imparare da te, voglio crescere con te, voglio avere comunione con te, voglio che tu scruti ogni parte del mio essere e mi rendi sempre di più simile alla tua immagine, alla tua somiglianza, sempre più simile a te. Io voglio questo, voglio crescere. Basta che noi chiediamo questo e Gesù entrerà, si siederà, cenerà con noi e avrà questo tempo a tavola, di tavola, con tutti quanti noi. Amen. Amen. Desideri questo? Desideri questo? Desideri avere Gesù sulla tua tavola? Desideri avere Gesù vicino a te? Amen. Se desideri questo, comincia a pregare in questo momento. Comincia a pregare, comincia a chiedere allo Spirito Santo che Lui possa cominciare a muovere tutto ciò che c'è da muovere sulla tua vita, affinché le cose passate possano rimanere indietro e Lui possa proiettarti verso il futuro che ha con te, verso il futuro che ha per te. Comincia a pregare perché tu possa avere il coraggio di aprire quella porta e di essere completamente trasformato dallo Spirito Santo di Gesù Cristo, che è disposto a sedersi alla tua tavola. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per ogni cosa che oggi hai parlato ai nostri cuori. Ti ringraziamo, Signore, perché io credo, Dio, che la tua volontà possa essere stata fatta questa sera. Io ti ringrazio, Dio, ti ringrazio per ogni parola, per ogni seme che hai lanciato, e voglio chiederti, Dio, in questo momento che questo seme possa cominciare a generare un frutto, possa generare a cominciare un movimento, un'azione, un desiderio dentro di noi, desideri dello Spirito che ci inclinano verso vita e pace, desideri dello Spirito che ci fanno allontanare dai desideri di morte che la carne aveva per noi, che tutto ciò che ci conduce a morte o che ci conduceva a morte possa rimanere indietro nella nostra vita, che la tavola degli schernitori, la tavola che ci mortificava, che mortificava il nostro spirito, la tavola che non ci impediva di crescere, possa rimanere indietro nella nostra vita, e che da questa sera possiamo cominciare a vivere una nuova tavola, quella che tu hai preparato davanti a noi. Ti chiedo, Signore, che questa tavola possa prendere vita, che questo desiderio di vivere il tuo nuovo possa essere forte nei nostri cuori. Ti chiedo, Signore, che ognuno di noi, che ogni famiglia qua presente, qua rappresentata, possa cominciare a desiderare di avere un vero tempo a tavola nelle proprie case, un vero tempo di comunione, un vero tempo di insegnamento, di apprendimento, un vero tempo di testimoniare chi noi siamo, tuoi figli, tuoi discepoli, tuoi servi, affinché per mezzo della nostra nudità possa essere manifestata la tua gloria sulle nostre case. Nel nome di Gesù, Signore, io ti chiedo che questa sera molti qua possano cominciare a desiderare di aprire la propria porta a te,
Oh Signore, io so che molti sono già stati salvati, so che già la porta della salvezza è stata aperta, ma esiste quella porta che tu vuoi aprire per sederti a tavola per noi, a tavola con noi, in cui Signore ci vuoi insegnare, ci vuoi mostrare, ci vuoi fare apprendere e vedere quello che tu hai preparato davanti a noi, la grandezza che hai preparato davanti a noi, una nuova vita per le nostre case, un tempo glorioso per il sacerdozio che tu hai dato sulle nostre vite, un tempo grandioso per il ministero e la chiamata che tu hai versato sui nostri cuori. Io chiedo, Signore, che a partire da questa sera ogni persona qua presente possa cominciare a prendere la responsabilità dello Spirito Santo che tu hai messo dentro di noi e far sì che per mezzo di questo Spirito questa città, questa nazione possa essere interamente conquistata da te, perché ci sarà un nuovo tavolo al quale ci sediamo, un tavolo che ci esorterà, ci spingerà attraverso il confronto, attraverso la prova, attraverso la difficoltà, attraverso l'apprendimento, attraverso la comunione con te, attraverso tutte queste cose ci spingerà a vivere una nuova stagione della nostra vita, a vivere un tempo di potenza, a vivere un tempo di spirito, di ricchezza, di doni spirituali, di doni ministeriali, un nuovo tempo non solo per questa chiesa ma per la vita di ogni persona qua presente, affinché il tuo regno possa essere ingrandito e il tuo nome esaltato ora e sempre, dei secoli dei secoli. Amen. Portami in un luogo dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo, papà. Ho bisogno del tuo amore, senza di te non vivo. Prezioso. Prezioso è ogni momento quando mi incontri, fai di me un altare. Voglio andare prezioso è ogni momento quando mi incontri, fai di me un altare. Voglio andare in profondità. Prendimi per mano e non lasciare andare via. Portami in un luogo dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo, papà. Ho bisogno del tuo amore, senza di te non vivo. Portami in un luogo dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo, senza di te non vivo. Mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita, mi hai donato vesti nuove ed hai unto il mio capo, mi hai accolto alla tavola come un padre che mi ama. Mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristezza,
vita, mi hai donato vesti nuove ed hai unto il mio capo, mi hai accolto alla tavola come un padre che mi ama, mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita, mi hai donato vesti nuove ed hai unto il mio capo, mi hai accolto alla tavola come un padre che mi ama, mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, mi hai donato vesti nuove ed hai unto il mio capo, mi hai accolto alla tavola come un padre che mi ama. Io voglio te, Gesù. Io voglio te, Gesù. Io voglio te, Gesù. Solo te. Perdonami se ti ho tradito, se ti ho cambiato per i miei desideri, perdonami Gesù. Io voglio te, solo la tua presenza, solo la tua presenza. Io voglio te, solo te, solo te, sempre più di te. Io voglio te, solo te, solo te. Ancora, io voglio te, solo te, solo te, sempre più di te. Io voglio te, solo te, solo te, sempre più di te. Io voglio te, solo te, solo te, sempre più di te. Io voglio te, solo te, solo te, sempre. Io voglio te, solo te, solo te, sempre più di te. Io voglio solo te, solo te, sempre più di te. Vogliamo più di te, vogliamo più di te. Vieni, scegli la tua gloria. Vogliamo più di te, vogliamo più. Tu puoi dichiarare questo, Gesù? Vieni, scegli la tua gloria. Vogliamo. Vogliamo più di te, vieni, scegli la tua gloria. Vogliamo più di te, vogliamo più.
deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Nós te adoramos, Jesus, pela tua presença, Jesus. Sobre tu, Jesus. Gloria a Dio per questa serata, gloria a Dio per tutto quello che il suo Spirito ha fatto questa sera in mezzo a noi, e io spero, ma credo, anche dentro molti di noi. Amen. Stiamo per terminare la nostra serata, dobbiamo festeggiare i compleanni di questa sera. Prima di finire, dopo ci sarà qualcosa da mangiare là fuori, non scappate via, stiamo un po' insieme per vivere un po' di questo essere uni in Cristo. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni nell'ultima settimana, da sabato scorso ad oggi? Compleanni? Levanta mano, vai, levanta mano, compleanno, vieni. Sì. Bisogna venire qua, cioè, poi è più bello se sei un visitante, passi più vergogna ancora e è più divertente. No, vieni. Vieni qua, vieni. Ah, grazie Fabio. Vieni. Molto bene. Quanto ne fa? 13. Gabriele. Tu sei? Anniversario di matrimonio della settimana? Pensavate di scamparla? Pedrinho! Qualche altro anniversario? Anniversario di matrimonio, Omir? Ah, vieni qua, Omir, vai. Lascia il basso da Cassiani. Amen. Possiamo stendere le nostre mani verso di loro per benedire la loro vita, questo nuovo anno che Dio ha messo davanti a loro. Amen. Signore Gesù, in questo momento come Chiesa, come uni in Cristo, Padre, ti preghiamo per la vita di ognuno di loro, per il nuovo anno che tu hai messo davanti al piccolo Pedro, a Benji, a Gabriele, e per l'anniversario di matrimonio di Daisy, Luciano, di Zilda, Omir. Padre, che tu possa riempire questo loro anno di gioia, di allegria, quell'allegria che viene da te, che tu possa riempire questo loro anno di salute, di pace, che tu possa riempirlo più di ogni altra cosa, però Padre, con la tua presenza sempre costante in mezzo a loro, nei loro cuori. Per questo ti preghiamo oggi come Chiesa nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a voi.
Scomponetevi, bambini. Amen. Possiamo desiderare allora la stessa benedizione sulla vita anche di tutti quanti noi, sulle nostre case. Chiediamo che la gioia del nostro Signore possa riempire la nostra settimana, che possiamo avere una settimana veramente di vittoria, una settimana prospera, una settimana felice all'interno delle nostre case, dove l'unione di Dio, il suo amore possa riempire le nostre relazioni. Chiediamo che la comunione con il suo Spirito possa essere presente in ogni momento di questa settimana, che veramente possiamo avere comunione con Lui, e chiediamo che la grazia del nostro Signore Gesù possa essere versata e riempire sempre di più le nostre vite. E come uno in Cristo possiamo dire Amen.